Addentrarsi nelle viscere della terra direttamente dalla strada. E questa è la sensazione che si ha quando si arriva all'imponente imboccatura della grotta di San Giovanni a Domus Novas, l'unica grotta carrozzabile d'Italia, seconda in Europa, assieme a quella del Mastasil in Francia. Aperta alle auto fino a pochi decenni fa, la grotta di San Giovanni gode di nuova vita da quando è stata chiusa al traffico. Grotta di San Giovanni è la grotta carrozzabile più lunga al mondo, è una grotta che ha questa caratteristica da periodo anche prenuragico, quindi è sempre stata abitata e utilizzata. La sua carabilità, diciamo, per 50 anni ha generato alcuni danni a questa grotta. Da quando è chiusa ci sta facendo rivedere la sua vera immagine con tante concrezioni nuove. Percorrere gli 800 metri di lunghezza della cavità, immersi nei suoni naturali della grotta, dall'acqua agli uccelli che popolano gli anfratti, in un'atmosfera rilassante data dalla musica che accompagna per tutta la lunghezza del percorso, rende la passeggiata all'interno della grotta non solo affascinante ma quasi terapeutica. Ma nonostante la grandezza già imponente, ci sono molti rami ancora da esplorare che si dipanano oltre aperture segrete ancora sconosciute al pubblico ma già ben note agli speleologi. Ci sono dei rami da valorizzare, nel senso che dentro il consorzio abbiamo lo Speleo Club di Domus Novas, a cui noi ci rivolgiamo perché sono loro, diciamo, i veri diciamo, studiosi della parte carsica, e insieme a loro stiamo portando avanti un progetto che vogliamo portare in Francia al Simposio internazionale di speleologia e speriamo di riuscirci per presentare questa grotta al mondo intero. Il consorzio Natura Viva, che cura la grotta e ne gestisce le visite, è molto attivo anche nell'organizzazione di eventi che si inseriscono alla perfezione nella natura del luogo. Una stagione sicuramente positiva, con numeri in crescita, che ci danno anche la forza di continuare in questo progetto unico per questo luogo che sicuramente di questa unicità ne fa un valore importante, e questo ci consente anche di implementare tanti nuovi servizi. Anche l'autunno si preannuncia carico di sorprese, ma quella più bella è dedicata al Natale. Quest'anno l'abbiamo già iniziata l'anno scorso con implementazione per dicembre della Grotta Magica, ma la Grotta Magica quest'anno veramente farà la differenza a dicembre, mentre sul periodo di ottobre-novembre faremo alcune manifestazioni fine settimana che porteranno sicuramente tanti turisti.